Tradizioni da tramandare, leggende da imparare a conoscere anche se sono antiche, a volte perse e da recuperare. Quello che cerca ancora una volta di fare Veneto Spettacoli di Mistero, una rassegna che tra la metà di ottobre fino al 5 dicembre cerca di coinvolgere il più pubblico possibile nella lunga serie di eventi proposti in tutte e 7 le province venete, chiedendo agli stessi veneti di raccontare e riscoprire le loro leggende e tradizioni. Si parla tanto di Halloween, che è una festa tutta commerciale, questo invece affonda le proprie radici proprio nella nostra cultura, nelle nostre tradizioni, nelle storie, le favole raccontate dai nostri nonni, nelle nostre famiglie, in quelle che sono anche elementi di atmosfere legate magari alla fanciullezza, a quello che è un mondo perduto ma che è il mondo che sta alle nostre spalle e che rappresenta la civiltà veneta anche di oggi e che quindi ancora oggi riscuote tanto successo. Una settima edizione che nasce sulle ali dell'entusiasmo di 6.000 volontari delle varie Proloco venete, pronti a garantirne la realizzazione, pur in mezzo a tantissime difficoltà. Abbiamo voluto proprio provarci perché purtroppo quest'anno la Regione, con le difficoltà che ci sono, non ha potuto sostenere come lo scorso anno il festival, solo in minima parte, però le Proloco hanno risposto alla grande lo stesso. Per me è stato inaspettato, anche per me, quindi praticamente tutte quelle che avevano dato l'interesse a partecipare hanno confermato anche senza finanziamento la volontà di portare avanti questa iniziativa che ormai è la settima edizione, è entrata nel DNA delle Proloco perché riscoprire le proprie tradizioni, le storie, i misteri ha affascinato un po' tutti e quindi non solo gli spettatori ma anche le Proloco stesse in questo lavoro di ricerca e di amore alla fine per il proprio territorio e per la propria identità. Di leggende e mistero si può parlare in molteplici forme. Abbiamo più di 130 eventi in una sessantina di località. Il festival, lo ricorderete, è un festival diffuso nei luoghi e nel tempo, e ha già preso piede, è già cominciato e finirà il 5 dicembre e in tutte queste località prenderanno vita spettacoli di ogni genere, da vere e proprie produzioni teatrali a presentazioni di libri, giochi per bambini, mostre, video e quant'altro l'immaginazione possa offrirci per raccontare le storie dell'immaginario veneto. Storie di streghe, anguane, salvanei, massarioi, storie di luoghi arcani, storie di personaggi curiosi, storie che ci riguardano da vicino perché fanno parte delle nostre radici. Non c'è altro festival in Italia per quantità e varietà di eventi diffusi in tutto il suo territorio di copertura, dato che ogni provincia viene coinvolta nel ricco calendario di eventi. Piazze e borghi e le città d'arte, così come i boschi e i castelli, le ville venete, per non dire di musei, teatri e biblioteche, fino alle antiche chiese con i chiostri o spazi aperti quali i parchi fluviali e la laguna di Venezia. Si tratta di un festival diffuso fondato su miti, le leggende, le storie del Veneto, popolate di folletti e fantasmi, streghe e cavalieri, con un grande alone di mistero. La risposta è stata immediata proprio dalle Proloco, appena è stato detto bisogna stringere i denti e li hanno stretti su. Sì, purtroppo le finanze regionali hanno delle continue restrizioni date dal taglio dei finanziamenti statali però nei momenti di crisi si fa di necessità virtù e anche c'è la capacità di razionalizzare e rendere più efficaci alcune iniziative, valorizzando quelle che sono iniziative che hanno una struttura e un'importanza per il territorio. Penso che questa del Veneto, del Festival dei Misteri, sia una di quelle che veramente ha dato un riscontro importante proprio perché sentita dalla gente, sentita dal nostro volontariato e quindi sia giusto che la Regione continui a partecipare.